che sta lavorando alacremente per cercare i profili migliori per il lavoro e per il 4-3-3 di Giacomo Modica, e poi appunto il Palermo che ha in questo momento una fase di stallo del proprio mercato. Il rosanero stanno lavorando soprattutto sul mercato in uscita, ma come sempre ci sono dei nomi interessanti in entrata e soprattutto dei nomi che dovranno essere valutati alla luce anche delle ultime sugli infortuni in casa Palermo. E poi, come al solito, la nostra panoramica sul calcio di Serie D con diverse squadre siciliane, appunto, come dicevamo prima, impegnate nel prossimo campionato, che hanno fatto importanti acquisti. Su tutte oggi regina del mercato siciliano è certamente il Siracusa, con vari nomi anche importanti per quanto riguarda il mercato degli azzurri. Partiamo subito, intanto ringrazio dal coordinamento Francesco Cammuca che ci coordina dalla regia. Partiamo subito con il Catania che sta lavorando nel ritiro di Zafferana Etnea. Ricordiamo il ritiro a porte chiuse, si aprirà solo in determinati momenti e alla stampa solo in rare occasioni. Ieri tra l'altro avete potuto sentire le prime parole di Tabiani proprio dal ritiro di Zafferana Etnea. Ebbene, il Catania sta lavorando sul campo, ma come dicevamo anche per il Messina, il direttore sportivo, in questo caso Antonello Laneri, sta lavorando in maniera assidua per trovare le pedine giuste per la rosa di Luca Tabiani, e naturalmente sono tanti i nomi che in questo momento gli etnei stanno valutando per ogni singolo reparto. Il primo reparto, il primo interesse, il primo focus lo facciamo appunto sui portieri degli etnei. Clubs Betters è stato sicuramente confermato per la prossima stagione, ma gli etnei stanno lavorando stanno lavorando sul mercato per trovare dei compagni di reparto al portiere già nella scorsa stagione protagonista con i colori rosso-azzurri. Si sono fatti diversi nomi nello scorso passato, ma attualmente non c'è uno che sia in polle rispetto ad altri. Nel passato si è parlato di Dini, di Branduani, ma essenzialmente in questo momento non c'è un profilo che il Catania avrebbe individuato al 100% come possibile compagno di squadra di Clubs Betters. È però abbastanza chiaro che il Catania sta accelerando in questo senso e potrebbe già la prossima settimana potrebbero esserci già delle novità in questo settore, così come anche nel settore della difesa. Il reparto difensivo degli etnei in questo momento conta solamente 3 difensori centrali, Castellini, Lorenzini, scusate, e Michele Somma. Il Catania sta lavorando per 1-2 centrali da poter aggiungere nella rosa del prossimo anno. Tra questi nomi, quello che è in polle è certamente quello di Vladimir Golemic. Golemic, l'anno scorso potete vederlo anche in grafica, è stato protagonista del campionato del Crotone per 3 anni, ha guidato la difesa del Crotone, purtroppo in un momento di parabola discendente per i pitagorici. Dalla Serie A Golemic è rimasto fino all'anno in Serie C, adesso ha rescisso il contratto ed è libero da vincoli rispetto al Crotone, quindi potrebbe arrivare a parametro zero proprio in maglia Catania, ma al contempo c'è una grande concorrenza sul giocatore per la sua grande esperienza appunto che ha acquisito nel corso degli anni con il Crotone. Altro difensore che il Palermo sta valutando, lo vedete appunto sempre in grafica, è quello di Marco Perrotta, ex difensore del Palermo, di proprietà del Bari, ha un contratto in scadenza a fine anno. Perrotta è un calciatore che viene da una buona stagione con la maglia dell'Alessandria e viene da una stagione essenzialmente titolare, quindi vorrebbe trovare finalmente una continuità in Serie C. Il Catania ha riallacciato i contatti con l'entourage del giocatore e con il Bari. Tra l'altro ricordiamolo, viene
dall'affare Mazzotta che il Catania ha riportato in Sicilia dopo diversi anni, Perrotta potrebbe essere un altro elemento d'esperienza che si potrebbe aggiungere al reparto difensivo etneo. Nomi che sono invece in questo momento in secondo piano sono quelli di Salvatore Monaco, svincolatosi dal Padova, Giuseppe Cuomo, anche lui compagno di squadra di Golemic a Crotone, e infine Andrea Tiritiello, difensore della Pistoiese. Questi sono i nomi che il Catania avrebbe individuato per il reparto difensivo. Come dicevamo, Golemic e Perrotta sarebbero in vantaggio. Ricordiamo che invece il nome, la buttata che c'era stata su Ivan Marconi è stata smentita dallo stesso giocatore poche ore fa durante una delle conferenze stampa in ritiro del Palermo. Il centrocampo in questo momento il Catania ha messo in stand-by quelle che sono le operazioni in questo settore, anche perché ha già ufficializzato 3 arrivi, quelli di Ladinetti, Rocca e Zammarini. Non è improbabile che il Catania si possa interessare a un profilo under in questo settore, ma al momento il reparto è sostanzialmente pronto all'uso per il mister Luca Tabbiani, cosa che invece non è del tutto così per l'attacco. Al momento Tabbiani può contare sull'esperienza di Manuel Sarao e la freschezza di Gabriel Popovic in prova essenzialmente in questo momento con gli etnei nel ritiro di Zafferana Etnea, appunto. Il Catania sta cercando una punta, il nome caldo rimane sempre quello di Samuel Di Carmine, ma a questo punto c'è da capire effettivamente se il calciatore potrà effettivamente vestire la maglia del Catania, anche perché il Catania naturalmente sta costruendo una rosa, quindi ancora non è arrivata al limite massimo della rosa che la Serie C consente, ovvero quello di 24 giocatori. In questo senso si potrebbe lavorare sulle uscite tra Giovinco e De Luca, che hanno varie richieste proprio tra Serie C e Serie D. Il Catania naturalmente Tabbiani li sta valutando attentamente proprio in ritiro, questo perché evidentemente l'allenatore vuole capire se questi giocatori possano rientrare nel progetto tecnico di Luca Tabbiani stesso. Salutiamo il mister Rosario Amato e passiamo al Messina passiamo al Messina che ha ufficializzato nelle ultime ore gli arrivi di 3 importanti profili under per quanto riguarda il reparto offensivo e il reparto di centrocampo dei peloritani. Sono stati ufficializzati appunto Frisenna, Luciani e Scaffetta. Tra l'altro il direttore sportivo ne ha parlato in un'intervista che potrete leggere sul nostro sito www.sportisili.it. Frisenna è un giocatore che l'anno scorso ha ben figurato nel campionato di Serie D Girone I, prima a Catania e poi con il Licata, ma soprattutto i profili di Luciani e Scafetta sono 2 profili molto interessanti per quanto riguarda il panorama calcistico italiano, perché vengono da 2 settori primavera che si stanno affermando negli ultimi anni. Uno è quello del Frosinone per quanto riguarda Luciani, dove l'attaccante ha addirittura segnato 29 gol. L'anno scorso in prestito a Siena ha avuto un grave infortunio che lo ha di fatto bloccato per tutta la stagione, ma adesso è pronto a rilanciarsi con il Messina. Mentre per quanto riguarda Francesco Scafetta, ha da poco firmato un contratto lungo con il Bari e di fatto è arrivato al Messina proprio su indicazione dell'attuale allenatore del Messina Modica, che l'anno scorso l'ha avuto proprio alla Vibonese. Dalla Vibonese dovrebbe arrivare, come abbiamo anticipato in più di un'occasione, Domenico Anselmo, il centrocampista classe 2004, è un altro
dei fedelissimi di Modica che potrebbe completare il reparto della linea mediana, così come ormai prossimo l'arrivo di Francesco Giunta, che si è svincolato dal Follonica Gavorrano e che ha in passato giocato in Serie C con le squadre di Sicula Leonzio e Campobasso, oltre ad avere un'esperienza proprio a Lavello, che era la squadra del direttore sportivo Roma. Come potete vedere però dalla grafica è caccia al bomber per il Messina sta lavorando su diversi colpi under e over. Il bomber che sarebbe stato individuato per il gioco di Modica è appunto Plescia. Plescia è un attaccante che la Serie C la conosce molto bene, che negli ultimi anni ha brillato meno rispetto alle stagioni anche e proprio con la Vibonese, sempre sotto la guida di Giacomo Modica. Ebbene, Plescia dovrebbe essere il profilo individuato dal direttore sportivo Roma da consegnare appunto a Modica in un contesto dove ci sono già degli under molto interessanti. Nei vari settori il Messina ha sondato il terreno appunto per diversi giocatori, partendo dalla difesa. Il nome caldo è quello di Antonio David, ex Primavera del Cesena, così come è molto calda la pista che porta all'ex Catania Pedicone, terzino sinistro classe 2002, e Lorenzo Tropea, terzino scuola Empoli. Sono tutti i profili under che il Messina sta valutando, soprattutto nell'ottica di fornire un reparto che sia il più ampio possibile per Modica. Nomi invece over per quanto riguarda il Messina sono quelli di Coccolo del Cesena e di Pacciardi, ex Recanatese adesso svincolato, che il Messina avrebbe sondato per la zona della difesa centrale, però in questo senso sono rimasti dei sondaggi, al momento non c'è nessuna trattativa in merito. A centrocampo, oltre i nomi di Anselmo e Giunta che abbiamo fatto precedentemente, piacciono molto i profili di Alessandro Provenzano, ex Taranto, e di Domenico Mungo, svincolatosi dalla Viterbese, e si è fatto un sondaggio anche per Candellori della Fidelisandria. Si cerca essenzialmente un play che possa giocare nel 4-3-3 che il Messina prepara per la prossima stagione, e il faro di centrocampo è certamente uno dei ruoli più delicati per questo modulo, senza dimenticare appunto il possibile arrivo di Anselmo e di Giunta, che andrebbero a completare un reparto dove attualmente c'è ancora uno dei pilastri della scorsa salvezza, ovvero Oliver Kragel. Il nome di Kragel è un nome molto discusso, è sulla bocca di tutti all'interno della società messina. Oggi pomeriggio è uscito un comunicato del presidente Sciotto, che addirittura ha parlato di un rinnovo di contratto proposto al calciatore tedesco. Si continua a vociferare che Kragel abbia diverse offerte dalla Serie C e su cui starebbe riflettendo, ma il Messina ha preso ormai una posizione chiara sul calciatore. Il calciatore è ritenuto un pilastro fondamentale sia dall'allenatore che dalla dirigenza. Quindi di conseguenza il giocatore, a meno di offerte irrinunciabili o di una specifica richiesta da parte di Kragel stesso, non si muoverà da Messina. Da capire se le offerte che sono pervenute al giocatore sono delle offerte che possono in qualche maniera stimolare la fantasia del Messina e dare la possibilità al calciatore di migrare verso altri lidi, oppure se appunto la volontà del Messina è quella di mantenere il calciatore, rimanere certamente in Sicilia a dare una mano a Ragusa e compagni per la prossima stagione. Per concentrarci invece sul reparto offensivo, qui ci sono anche in questo caso appunto vari nomi under che si stanno valutando. Uno su tutti è quello di Giacomo Corona, che ha brillato nell'amichevole con il Bologna, servendo l'assist del 2-2 per la rovesciata di Soleri, che tanto ha impressionato i tifosi del Palermo. Giacomo Corona è un profilo che piace in Serie C e che tra le interessate avrebbe anche
il Messina. Naturalmente non è il bomber da 15 gol che probabilmente chiedeva Sciotto nella conferenza stampa di presentazione di Modica e Roma, ma i movimenti visti nell'amichevole contro il Bologna e un'esperienza molto importante nel settore giovanile del Torino sembra avere fatto crescere molto il giovane prospetto 2004, tra l'altro figlio di Giorgio Corona, che è ricordato per i gol non solo con la maglia del Catania ma anche con la maglia del Messina, quindi potrebbe esserci un ritorno di un Corona appunto in giallo-rosso. Altri nomi under sono quelli di Marco Zummo e Carlo Cavallo, altri under che provengono dalla serie C, ma appunto il nome over, diciamo, per il mercato del Messina è certamente quello di Flescia. Ultima chiosa sul mercato giallorosso, scusate, è l'addio definitivo di Ibu Baldé dal Messina. È un nuovo giocatore dell'Arzignano Valchiampo. Baldé ha pesato con i suoi gol nella salvezza del Messina dello scorso anno, 7 gol sotto la gestione Raciti, ma era chiaro che ormai l'esperienza di Baldé al Messina si fosse conclusa definitivamente. Il calciatore rimane quindi in categoria, ma cambia il girone e spera in un salto di qualità anche della propria carriera. In questo momento non ci sono altri commenti, quindi passiamo spediti verso il Palermo che, come detto, deve fare mercato in uscita, però è di oggi una notizia che potrebbe cambiare anche, almeno in parte, i piani del mercato del Palermo. Leonardo Mancuso, in allenamento qualche giorno fa ha preso un trauma alla caviglia, adesso è uscito il comunicato pochi minuti fa, qualche ora fa, insomma, è uscito il comunicato. Leonardo Mancuso ha avuto un problema, un interessamento appunto alla caviglia, e dovrà stare fermo verosimilmente un mese. Il giocatore era stato individuato come un vero e proprio jolly del settore offensivo dei rosanero. È stato comprato certamente perché è un profilo duttile che può giocare sia sul settore di sinistra dell'attacco in un 4-3-3, ma soprattutto come punta centrale, dove tanto bene ha fatto negli anni di Empoli. Questo significa che al momento il Palermo ha un giocatore in meno in questo settore. C'è chi parla naturalmente della permanenza di Soleri, c'è chi ritiene che Soleri possa andare via, ma di fatto il Palermo in questo momento è un po' bloccato appunto dal mercato in uscita. I nomi caldi in questo senso, per quanto riguarda i calciatori che sono in questo momento in ritiro, sono certamente quelli di Samuele Damiani e Jeremy Bro, i due calciatori che sono stati anch'essi protagonisti dell'amichevole contro il Bologna. Uno, Bro, è subentrato in partita anche a causa dell'infortunio di Claudio Gomez. L'altro, Damiani, si è messo in luce con un gol proprio durante questa amichevole. Ebbene, i due calciatori sono finiti nel mirino della Triestina che l'anno scorso non ha certamente brillato nella sua stagione in Serie C. Vuole costruire una squadra che possa combattere per altri obiettivi e proprio la Triestina avrebbe individuato in Bro e Damiani i due profili adeguati per fare un salto di qualità nel centrocampo degli alabardati. Questo dovrebbe portare a liberare eventualmente degli slot per il Palermo. Al momento non c'è una vera e propria trattativa, c'è però un interessamento molto forte appunto della Triestina. Ci sono anche gli esuberi che il Palermo in questo momento ha in rosa. 2 su tutti hanno ricevuto diversi sondaggi e sono Giuseppe Fella e Andrea Silipo. Il giocatore ex Roma aspetta un'offerta del Cerignola, ne ha rifiutato negli scorsi giorni altre offerte dalla Serie C. Per quanto riguarda
Fella ha appunto diversi sondaggi sempre dalla terza serie, ovvero Taranto, Brindisi e Padova, che avrebbero appunto sondato l'interessamento per il calciatore del Palermo, che ricordiamo ha un contratto fino al 2025. Per quanto riguarda inoltre il mercato in entrata, è evidente che il Palermo senza fare mercato in uscita può solo puntare su degli under per rinforzare il proprio reparto difensivo, specialmente la zona del terzino sinistro, dove in questo momento c'è il solo e acciaccato Giuseppe Aurelio. Ecco perché tornerebbe in auge molto forte la candidatura di Nicolò Corrado della Ternana, un calciatore che sicuramente ha tante pretendenti sul suo voto, sul suo cartellino e appunto sul profilo del calciatore. Ci sarebbe sempre l'opzione di Chiara, ma come sappiamo è tutto bloccato dalle questioni relative alla regina. Di conseguenza lo stallo del Palermo sta nella valutazione di quale profilo sia migliore per il reparto di terzino sinistro per quanto riguarda il rosanero. Oggi sono usciti anche alcuni nomi, alcuni sondaggi, in primis quello di Krisetig a centrocampo e di altri due profili, ovvero Dylan Vente che milita nel campionato olandese, di Lorenzo Milani che invece del Pescara. Però in questo senso non abbiamo conferme né smentite essenzialmente su questi sondaggi. Sono dei nomi che sono stati fatti. Certamente sono dei nomi che in questo momento riguardano appunto dei punti nevralgici del mercato di entrata del rosanero, ovvero il settore del terzino sinistro, quello di centrocampo, dove il Palermo sta cercando dei profili per aumentare, alzare la rosa, il valore, il tasso tecnico del reparto, e appunto il reparto offensivo, dove c'è stato questo infortunio a Leonardo Mancuso, a cui si deve aggiungere naturalmente il profilo di Rigoberto Rivas, ma soprattutto quello di Borges del Manchester City. Piccola parentesi sul Manchester City, che in qualche maniera comunque riguarda anche il Palermo. La FIGC ha sbloccato quella che era la situazione relativa ai giocatori britannici e svizzeri per quanto riguarda il tesseramento. Adesso non sono più considerati extracomunitari, ma sono equiparati calciatori comunitari. Questo potrebbe portare nel futuro, anche nell'immediato futuro, dei vantaggi ai rosanero, che essendo in una galassia come quella del City Group, che ha inevitabilmente al suo interno diversi giocatori britannici, potrebbe trovare all'interno della galassia stessa le risposte magari alle proprie esigenze. Borges, che è un prodotto del City Group, ma che è portoghese, quindi in questo senso è un discorso un po' a parte. Sappiamo che piace tanto al Palermo, rimane un profilo attenzionato, e soprattutto è un profilo che, un po' alla Claudio Gomes, può arrivare anche nell'ultimo giorno di mercato, una volta che il Palermo ha eventualmente chiuso quelle che sono tutte le trattative per quanto riguarda il mercato in entrata. Il colpo di Borges potrebbe essere tra l'altro avvantaggiato dal fatto che è un under, quindi di conseguenza non avrebbe neanche limitazioni dal punto di vista delle liste. Ci chiede Giuseppe Fontana, e salutiamo con l'occasione gli amici di FPS, ci chiede appunto di Vente, è un giocatore, ci chiede se è un calciatore da 20 gol a stagione. Gioca un pochino sul cognome di questo giocatore. Come dicevamo prima, non abbiamo notizie in merito a questo profilo. Evidentemente il Palermo comunque sta cercando una pedina che possa rinforzare il proprio reparto offensivo. Chiudiamo con una panoramica sulle squadre di Serie D, partendo, come dicevamo, da quella che è un po' la regina del giorno per quanto riguarda il mercato delle siciliane, il Siracusa che ha
chiuso per Toni Markic, 32enne difensore di grande esperienza, visto il passato in Serie C con le maglie di Bisceglie, Viterbese e Foggia. Insieme a questo il Siracusa ha ufficializzato l'arrivo del portiere Alberto Dima, scuola 2004, scuola Lecce, scusate, classe 2004, e inoltre ha acquistato il difensore del 2005 Gozzo, proveniente dalle giovanili del Cosenza. Siracusa che invece dovrà fare a meno di Ciccio Lodi che ha definitivamente perso gli scarpini al chiodo, ha deciso di lasciare il calcio giocato, quindi vedremo per Lodi se ci sarà un futuro magari proprio a Catania, dove ha lasciato un pezzo di cuore, non da calciatore ma magari all'interno della stessa società. Tornando appunto al calciomercato, Trapani che ha chiuso un doppio colpo di mercato importantissimo per quanto riguarda la propria rosa, ovvero gli arrivi di Cocco e Sbrissa, due calciatori che hanno esperienza dalla Serie A alla Serie C, e quindi sono due calciatori che alzano di tanto il tasso tecnico dei trapanesi, ma in questo momento si attende ancora quella che è la ciliegina sulla torta, sulla torta per quanto riguarda la tre quarti campo, e poi tre squadre siciliane hanno chiuso per alcune operazioni, per alcune conferme. Per quanto riguarda sempre la Serie D, Canicattì confermato l'attaccante del 2001 Giuseppe Iezzi, mentre sono stati ufficializzati Kevin Testagrossa, ex Palermo, e l'ex difensore del Siracusa Gabriele Amenta, oltre che il centrocampista Francesco Tempesta. Per quanto riguarda il Licata, torna l'attaccante Matteo Lanza, e sono stati confermati in tre della rosa della vecchia stagione, ovvero Minacori, Rotulo e Cappello. E infine la Cireale ha tesserato un nuovo under, ovvero Mattia Tufano, jolly difensivo classe 2003, con un passato alla Cavese e al Sorrento. Non mi resta che salutarvi. Qua ci chiedono di coda, però magari ne parleremo in qualche altra puntata di Pillole di Sessa. Io vi ricordo di seguire tutti i nostri social, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, il nostro canale YouTube e la nostra pagina, il nostro sito www.sportisili.it, per rimanere collegati alle notizie, alle news e allo sport siciliano a 360 gradi. Io vi ricordo l'appuntamento di settimana prossima, martedì, sempre alle 17:30, qui collegati sui canali social di Sportizi. Non mi resta che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di serata.